Informazioni: il Gemini Calcio scende in campo con il numero 1 Pirco De Mira, il numero 2 Daniele Mangiapane, con il numero 3 Asumana Colei, con il numero 4 Jan Omusu, con il numero 5 Vincenzo Reina, con il numero 6 Andrea Messineo, col numero 7 Simone Vecchio, col numero 9 Giorgio Stassi, col numero 10 Giovanni Muratore, col numero 11 Mirko Marrone. A disposizione in panchina col numero 14 Facundo Corboni, col numero 77 Antonio Sgambeni, col numero 16 Lautaro Seiete, col numero 17 Andrea Borbino, col numero 19 Salvatore Pandrelosco, col numero 21 Luigi Picata, col numero 22 Luca Ardonato, col numero 30 Umar Bataglio, col numero 83 Alessandro Lacca, col numero 8 Alessandro Scozzo, col numero 9 Alessio Cannavò, col numero 10 Gianluca pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Comunale Pino Puglisi di Montelepre, benvenuti alla gara valida per la quinta giornata del campionato di promozione tra Atletico Partinico e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Già stiamo per cominciare, ho lasciato parlare lo speaker dei padroni di casa che ha già pronunciato le formazioni, lo facciamo però pure noi per dover di cronaca. Per Atletico Partinico oggi in porta Diouf Yancuba, poi Cusumano, Maranzano, Micheli, Boa in difesa, Amiri, Landa, Scozzo e Cannavò alle spalle, Drago e Messina là davanti. Queste le scelte di mister Vincenzo Adragna. Per quanto riguarda invece il Gemini, che insegue questo primo possesso dell'Atletico, in porta Demiere, poi Antona, Messineo e Seiter in difesa, 3-5-2 che continua a centrocampo con Beca e Licata sugli esterni, Muratore, Obuso e Collei al centro. Per quanto riguarda l'attacco invece affidato ovviamente a Stassi e Muratore. Iniziata la gara del Pino Puglisi con il primo possesso per il Partinico, Atletico Partinico, che prova a mettere questo pallone al centro, proverà a fare male per la prima volta in stagione al Gemini, che fino a questo momento è praticamente quasi perfetto, 10 punti in 4 partite e ancora in prima posizione, anche se è stata raggiunta nel corso degli anticipi di ieri, però ovviamente adesso ha la possibilità per ritornare davanti. Pallone che viene messo fuori in questo momento dalla difesa del Gemini col numero 6 Messineo,
accanto a lui nel reparto difensivo Antona e Seiter, una squadra giovane, una squadra forte, quella del Gemini, che in questo momento però ovviamente è attesa da una trasferta insidiosa contro una delle nuove formazioni di questo campionato di promozione, una di quelle però che ovviamente vuole fare la voce grossa, anche se l'inizio è stato un po' a rilento. Cross che arriva al centro, esce fuori un'altra volta il Gemini, controllo a cercare largo a sinistra, un suggerimento, prova a ripartire adesso la formazione di trasferta, fallo subito qua sulla fascia di destra in questo momento da Licata, uno dei più giovani in campo, Licata, classe 2008, adesso pallone che arriva dalle parti della difesa con Seiter che può andare lontanissimo a cercare proprio Licata, che ha provato la corsa a destra, accanto a lui c'era Muratore, oltre che ovviamente Giorgio Stassi, attaccante ormai esperto della categoria, l'anno scorso uno dei protagonisti della promozione in Bagheria Città delle Ville. Adesso ha scelto Gemini, ha già fatto male a più riprese in questo campionato, adesso deve essere battuto questo calcio di punizione dall'Atletico Partinico dopo il fuorigioco segnalato a Licata, fuorigioco segnalato dal signor Barone, primo assistente oggi del direttore di gara, ovvero del signor Majorana della sezione di Trapani. Baroni invece sezione di Marsala, e poi c'è il signor Ciacia, altro assistente della sezione di Palermo. Qua prova ancora una volta ad andare il Gemini in velocità, pallone per Stassi che può approfittare di questa seconda palla che è arrivata, si vede il numero 9 a terra. Nel frattempo un giocatore dei padroni di casa sullo scontro fortuito proprio con Stassi, è rimasto a terra in questo momento il numero 10 Gianluca Drago. Atletico Partinico ovviamente che vuole mettere le cose in chiaro in questo campionato di promozione, 6 punti dopo le prime 4 giornate, ne ha 4 in più il Gemini, che oggi si presenta a questa sfida importante di alta classifica per questo campionato, con le migliori intenzioni di fare un'altra volta male a una delle principali avversarie per l'obiettivo finale di questo campionato, che ovviamente non è altro che cercare di finire il più in alto possibile per sognare prima, per festeggiare poi quello che fino a quel momento è e rimarrà comunque un sogno, in attesa ovviamente anche di una scaramantica di parlare di questi obiettivi che fanno gola all'Atletico, che può raggiungere il Partinico Audace in eccellenza per questo bellissimo derby, e anche ovviamente al Gemini, che in questo momento riprende palla con Muratore, atterrato il numero 10, si lamenta Atletico Partinico per la scelta del signor Majorana, però il fallo ci poteva stare. Siamo al quarto di gioco che è appena terminato, dei 45 previsti per questo primo tempo. Il Gemini può battere questo calcio di punizione con Antona, largo a destra il numero 22, Seiter a sinistra, come braccetti ovviamente di mister. Questo pallone che arriva nel frattempo dalle parti di Yankuba, stoppa però il pallone Atletico Partinico e può ripartire ancora. Ultima uscita palla a parte la squadra maglia bianco-blu oggi, avanti la fase del Drago, lo scambio largo a sinistra, però fermato poi successivamente il suo compagno di reparto. Allora attenzione a Stassi che fa ripartire in contropiede qui un'altra volta la sua formazione, aspetta forse un po' troppo, però qua il Gemini perde l'inerzia del contropiede marrone, beccato in velocità proprio da Stassi. Calcio d'angolo, battuta alla bandierina per quanto riguarda il Gemini. Adesso tocca a Licata mettere questo pallone al centro, vediamo, esce non tanto bene Diouf, c'è un fallo comunque ai suoi danni, carica sul portiere Atletico Partinico, fallo segnalato qui dal signor Majorana.
sesto di gioco che va esaurendosi. Calcio di punizione per la formazione di casa. Fallo ai danni di Diouf Yankuba. Quelli che sentite in sottofondo sono i tifosissimi del Gemini, super affezionati alla formazione che oggi scende in campo con la maglia black con inserti dorati. Prova a cercare un'altra volta una soluzione aerea il partinico con Drago che continua a ribattere sulla seconda palla, poi viene impeccato in velocità Becca. Alla fine però il pallone è buono solamente per Diouf, che manda lontano Diouf Yankuba. Il pallone è buono per il Gemini, sempre con Seiter che va a cercare lontano un'altra volta Muratore, molto largo il numero 10. Ripreso da Becca, non c'è nulla per il signor Majorana, fa scatenare le ire dei tifosi del Gemini e quindi ancora pallone buono per la formazione di casa che prova a ripartire con i suoi soliti noti, con Miceli che ha provato a aiutare i suoi da parte del campo. Non c'è fallo per Majorana, continua a giocare Atletico Partinico, quindi ancora una volta con i suoi principali effettivi lì sulla fascia mancina. Pallone che si esaurisce sul fondo. Poi alla fine la rimessa per il Gemini, proteste vivaci anche da parte dei tifosi. Questo pallone ancora una volta per il Gemini. Provato questo rilancio in avanti Seiter a cercare un'altra volta la corsa di Becca, largo a sinistra. Pallone un'altra volta per Seiter, sinistra tagliata al centro. Alla fine deve uscire questo pallone di Cata, voleva la corsa lì a destra a parte del suo compagno di reparto ma non riesce a essere accontentato. Allora pallone ancora per Atletico Partinico e poi ripartire largo a sinistra. Ottavo di gioco di 45 in questo momento. Atletico che sta gestendo il pallone lì dietro ancora con facilità. Miceli controlla, voleva la sponda e effettivamente la ottiene. E poi il pallone che arriva nelle parti della difesa del Gemini, che rischia qualcosa, alla fine Becca addirittura a centrarsi a fare il difensore aggiunto. Calcio di punizione per il Gemini, ha rischiato però con il numero 9 Cannavò. Lei prova a cercare in velocità un'altra volta Marroni, non era per niente male, ma alla fine il pallone viene ripreso dall'Atletico Partinico. Ha provato Colley, in questo momento la mezzala sinistra di mister Ancona. Atletico Partinico, proprio direttamente la conclusione in porta in questa opportunità per Messina. Ha provato direttamente verso la porta di Demiere, che invece di stoppare il pallone ha preferito respingerlo, anche rischiando un eventuale tap-in. Ancora Atletico Partinico qua sotto la nostra postazione, riprende palla il Gemini e può andare lontano a cercare Stassi qui Seiter, e quindi ancora Stassi a lottare duro con il suo dipendente. Poi Yankoba, anche lui non è sicuramente privo di personalità per controllare questa palla. Prende palla un'altra volta Yankoba.
per l'Atletico. A cercare largo Cannavò, controlla Cannavò, lotta con lui, forte Antona, riesce a riprendere anche il possesso del pallone. 11 di gioco già passati qui a Montelepre, Atletico 0, Gemini 0, ancora poche emozioni, forse l'unica il tiro di Messina respinto da Demiere. Poi qua ancora pallone buono per il numero 10 del Gemini, ovvero Muratore. Riprende comunque poi l'Atletico, pallone per Messina che prova al volo direttamente, ha provato così il numero 11, pallone che però termina anche abbastanza fuori. Il signor Majorana poi va a parlare con il capitano della difesa del Gemini, ovvero il centrale messineo. Questo pallone ancora una volta per Demiere, che può andare con i piedi per battere questa rimessa dal fondo. Se l'è vista di nuovo brutta con Messina, che per ora è sicuramente l'uomo più pericoloso dell'Atletico Partini. Ancora Atletico, ancora con il pallone per Miceli. Tiro deviato, continua a rimanere avanti la formazione di casa. Ottima ripassa del pallone da parte di Cannavò un'altra volta, poi Becca prova a salire i suoi, non c'è fallo, riesce a mantenere il pallone in campo Strozzo. Lamentele da parte della tifoseria ospite per il signor Majorana, che un'altra volta non ha segnalato un contrasto che poteva essere potenzialmente a favore del Gemini. In realtà il pallone è per fallo di Becca. Calcio di punizione per il Gemini, un momento complicato adesso della gara centrocampo. Messina può battere questo calcio di punizione, anche se probabilmente lascerà il suo compagno di reparto Seiter. Fate corto il 16. Ancora lui mette il suo pallone al centro per Stassi che non ci crede, controlla Colley. Ancora Colley. Stassi vince il rimpallo, può anche pensare alla conclusione, anche se viene raddoppiato e poi triplicato addirittura. Deve ripartire quindi l'Atletico Partinico. Non è a metà, lo riprende un'altra volta la formazione bianco-blu. Cross al centro non preciso e anche scivolato nel tentativo del traversone. Qui il numero 14 Cusumano, esterno della difesa 4 di mister Radragna, però comunque con licenza di offendere. La pallone che arriva però alle parti di Marrone, può andare quindi il Gemini. Marrone prova il tentativo da abbastanza lontano. Ancora una volta per Atletico Partini. Quarto d'ora, provato poi ad andare lontanissimo qui il numero 11 Messina, come diciamo anche l'uomo più pericoloso per ora l'Atletico Partinico. Messineo. Dai! Siete. Va dalle parti di Demiere. Giro palla del Gemini, visto che l'Atletico comunque ha creato qualcosina, niente di nitido, però comunque meglio però forse la formazione ospite. Fallo commesso da Colley, si lamentano gli ultra della squadra che oggi è ospitata l'Atletico Partinico qui a Montelepre. Quarto d'ora in corso, toccherà a Michel Boaono per solamente Boa nel corso di questa gara. Ancora il numero 18, andare largo a sinistra, dove c'è una tuta Maranzano che ama sovrapporsi. Poi Boa alle parti di Strozzo, ottimo controllo da parte del capitano. È stato lo scambio con Cusumano, alla fine Seiter bravissimo ad andare lontano.
la Stassi, anche lui colpito alla nuca, c'è fallo quindi commesso ai danni di Stassi, calcio di punizione ancora una volta in favore del Gemini, con Owusu che preferisce lasciare la battuta ancora al 16. Messineo Tona, il numero 6, guarda avanti, prova la verticale a cercare Beka, ma è facilmente letto e preso successivamente anche da Yankoba che va alle parti di scrozzo. Sempre il numero 8 che va accentrandosi, il lancio è a cercare sempre la profondità di Cannavò. Messina controlla, ancora il numero 11, Messina prova a controllare, poi successivamente scrozzo, sinistro strozzatissimo, alla fine Maranzano può andare al controllo, lotta con Licata, giovanissimi entrambi, Licata spazza ma non riesce a mantenere il possesso il Gemini. Occhio ancora all'Atletico Partinico, occhio ancora a questo pallone interessante per Messina che è tutto in posizione regolare, mette fuori Colley, momento ottimo per Atletico Partinico che continua a spingere. Calcio d'angolo ora per la formazione di Mister Adragna, andrà a battere, se non vado errato, il numero 7 bianco-blu. Alessandro Landa, uno di tre Alessandro nella formazione titolare per Mister Adragna, c'è anche Miceli, c'è anche Scrozzo, ma proprio Landa va al centro e l'area di rigore controlli in qualche modo Cannavò, ancora Messina, dall'altra fascia, Messina, destro al centro, si pazza lontano il Gemini, 18esimo. Landa forse un po' troppo lezioso, comunque lotta ancora Drago e viene anche colpito, riprende palla Stassi, non c'è niente, lascia giocare molto il signor Majorana, un arbitraggio all'inglese che sta favorendo gli scontri, l'intensità, qua la corsa invece di Colley che può andare, ancora il numero 3, entra in aria, poi aspetta l'arrivo, a rimorchio, ha provato un'altra volta Owusu, la corsa di Colley, l'arrivo di Owusu, prima vera occasione papabile, potenziale per il Gemini, poi riprende palla proprio Owusu, una diga lì a centrocampo, magari non è tanto avvezzo in zona gol e si è visto in questa occasione che ha avuto il numero 4 del Gemini, qua invece di testa Amboa dalle parti di Uf Yankoba, e quindi può giocare ancora una volta Atletico Partinico, ancora con i suoi principali esponenti là in difesa, e riprende sempre Amiri, Boa, Maranzani, Miceli, controlla il numero 4 colpito, palla e calcio di punizione. Miceli ex gioiese anche in Serie D, lui che arriva dall'Atletico Partinico, dal Partinico Audace, volontà subito di tornare in eccellenza. Adesso il corridoio largo a sinistra, numero 7 Landa, per una sola azione, perché il calcio d'angolo battuto a destra si era messo sulla fascia opposta rispetto a quella su cui sta giocando, scambiandosi con Messina, momento dovuto probabilmente solamente alla battuta di questo calcio piazzato. Lotta ancora a centrocampo abbastanza accesa tra le due squadre, alla fine prova a riprendere palla Owusu, ce la fa, fermato però anche Muratore in fase di regia, può andare ancora una volta Owusu e va dalle parti di Stassi che è un tir e fa ripartire i suoi. Stassi prova il tentativo per Beka, non era male l'idea, ma Beka non ci ha creduto, anche Marrone ha provato ad attaccare la profondità ma senza colpo ferire. 21esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo.
Ancora Atletico Partinico. Vincelli cambia gioco. Messina in posizione irregolare. Può andare lui. Messina si accentra, va ancora a far impazzire i suoi avversari. Alla fine torna perfettamente Owusu. Riprende palla quindi il Gemini. Corre all'altra parte Colle, imbeccato da Muratore, che però non è riuscito ad accontentare il suo compagno. Non è un'altra volta per Atletico Partinico dalle due parti. Rilancia Jankoba che controlla Beka in due tempi. E ancora Gemini. Fra Lautaro Selier. Parti di Antonio. Owusu. Colle non riesce a prendere questo pallone. La riprende un'altra volta Owusu, che ha provato sempre questa soluzione sulla fascia sinistra, sempre a cercare Beka, una che poi si è perso e quindi in boa. Ancora una volta non è per buon Gemini con Stassi, che riesce a riciclare questa sfera, non riesce però a trovare a sua volta il compagno che gli sta proponendo lì a destra. Gemini che sta iniziando a macinare tra virgolette azioni pericolose. 23esimo. Poi qua Messina, corre il numero 11, ancora Messina, mette un'altra volta questo destro al centro dell'area di rigore, che però si perde sul fondo. Adesso andrà Deniere a battere, aspetta il pallone il portiere del Gemini. Messineo poi credo che andrà a battere questa rimessa dal fondo assieme al suo estremo difensore. Invece Deniere preferisce andare a sinistra dove c'è Selier. Adesso ancora per Colley. La calma Colley, ma va comunque lontano a cercare Stassi, non è per niente male, lotta sempre Stassi. Alla fine però la riprende Diouf Jankoba senza particolari problemi. Allora Drago, molto basso, il numero 10 prova a creare qualcosa abbassandosi, ricevendo più palloni. Scrozzo, fermato anche lui, riprende palla quindi il Gemini, sempre con Owusu che è dappertutto a centrocampo. Owusu poi cambia fascia, adesso attaccherà a destra, anche Muratore tira le parti del suo braccetto. Pallone invece per Marrone, che può anche arrivarvi. Forse si sta accontentando del calcio d'angolo, alla fine viene anticipato da Miri, ma è comunque calcio d'angolo, è comunque occasione Gemini al 25esimo. Calcio d'angolo per il Gemini. Licata mette al centro questo pallone, Stassi stacca, Diouf in bagger, in due tempi poi stoppa, va lontano il portiere del Atletico Partinico, ancora a cercare Landa poi questo pallone perfetto per Messina che può ripartire in contropiede. Ancora il numero 11, una finta ma viene fermato perfettamente da Beka, che non è proprio un difensore ma ha fatto una grande giocata. Chiudere Messina comunque oggi in forma. Adesso Colley da Beka, sono scambiati in questa occasione Beka e Colley, lo fanno spesso i due. Ancora pallone per numero 11 Marrone, che viene atterrato ed è punizione. 25esimo, batte subito Owusu, cercare Stassi. Gusmano infatti sembrava un pochettino in ritardo, alla fine il pallone si perde comunque sul fondo e viene segnalato che in realtà non è fondo
bensì fallo laterale, e quindi andrei con le mani Cusumano. Obusu, ancora il numero 4 si gira bene, può andare Obusu con i suoi tentacoli, poi alla fine prova Colley. Sinistro un'altra volta il numero 3 che non si abbassa, ha provato un'altra volta il Gemini. Colley e Obusu sicuramente gli uomini più pericolosi fino a questo momento nella formazione ospite. Nel frattempo a terra Amboa di dietro per l'Atletico Partinico, problemi per il centrale, c'è un po' di apprensione dalle parti della panchina di mister Adragna. Sfrutta questa pausa anche il Gemini per rifiatare un pochettino, per bere un po' di caldo, pur essendo tra le montagne, pur essendo nell'ultimo weekend di ottobre, perché la settimana prossima avremo 2, sabato ne avremo 1, novembre, l'ultimo weekend di ottobre, quindi da calendario, e comunque c'è davvero caldo qui a Montelepre, clima prettamente in linea con quello mediterraneo. Qua alla fine lotta ancora una volta Landa, c'è un fallo, anzi non c'è fallo, bensì viene chiamato il sostegno dello staff medico della panchina del Gemini, perché c'è un giocatore in maglia black a terra. 28esimo nel frattempo sul cronometro di gara. In questi ultimi secondi in realtà si è giocato molto poco qui a Montelepre. Noi ovviamente vi ricordiamo che questa è una delle 3 gare che è possibile vedere sui nostri canali oggi. Andate a spulciare quindi tutto il nostro palinsesto nel corso di questa domenica di partite, domenica di calcio siciliano. 28esimo minuto di gioco, Atletico Partinico 0, Gemini 0 in questa gara, probabilmente il match di cartello del girone A che riguarda la quinta giornata della promozione siciliana. Il signor Majorana poi deve fare scodellare questo pallone, che comunque andrà senza particolari problemi a Demiere. Prende palla il numero 1, viene chiamato subito all'attenzione Lautaro Sellier, che va lontano con questo pallone a cercare un'altra volta Marrone. Potrebbe arrivare benissimo Boa, in tuffo di Yankoba, non evita il calcio d'angolo, sarà tiro alla bandierina quindi per Gemini. A tifare, a esultare, a caricare la squadra, i sostenitori di San Giovanni Gemini, perché i loro beniamini hanno questo calcio d'angolo a favore. Andrà, credo sempre Licata, non vorrei sbagliare, anche all'altra fascia va il giovane numero 21, qualche scaramuccia al centro dell'area di rigore. Il signor Majorana vuole vederci chiaro. Ancora pallone fermo, arriva adesso in aria Diouf Yankoba con la colla nei guanti, prova a far ripartire i suoi con i piedi addirittura, a cercare Landa, la chiusura perfetta di Colley, e poi Landa aspetta che arrivino sostegni lì dietro, trova Kusuma, Amiri, Yankoba, Boa per Cannavò, che si è un po' spento nel corso di questi ultimi minuti. Ora magari la nostra proverbiale fortuna nella cronaca, magari ora proprio andrà a fare il gol per passare in vantaggio i suoi. Intanto qua fa un ottimo pallone, ancora Cannavò, prova il sinistro, l'avevo appena detto, la pericolosità delle nostre parole in quanto telecronisti, soprattutto la pericolosità di Cannavò quando ha dei palloni giocabili. È 31esimo in corso qui a Montelepre, ancora 0-0 la situazione tra Atletico Partinico e Gemini. Deve battere il pallone qua, sarebbe buono per Licata che corre, brucia Maranzano, ancora Licata, entra in area di rigore il 21, Licata aspetta, va con sinistra, giro!
mani tra i capelli per Licata e per tutti i tifosi del Gemini. Ci ha provato qui il 21, giovanissimo ma pieno di talento, classe 2008, e ha già il coraggio e le qualità per giocare in un campionato complicato come la promozione siciliana. Ha battuto già Jankoba per Amiri, che è il suo riferimento principale. Alla fine Mboa si decentra un po', va a cercare Cannavo, il pallone poi sarebbe buono per Landa, che si è un pochettino intercambiato in questo momento con Cannavo. Messina viene superato da Lautaro Selvier, che poi trova al centro del campo Muratore, ancora gli scambi, Muratore alla fine non viene trovato bene, fuori gioco nel frattempo, era abbastanza oltre Cannavo. Ci sta il calcio di punizione in favore del Gemini per il fuorigioco del numero 9 del Atletico Partinico. 32esimo in corso, 45 previsti per questo primo tempo. Lotta ancora Veca, con lui c'è Cusumano che riesce a spazzare, mettere giù Lautaro Seger dalle parti in front di Colley. Owusu cambia gioco, il numero 4 ancora per Licata, che mette giù per Muratore, controllo del 10, ancora Muratore per Licata che mette al centro, riesce a spazzare il Partinico, non è ancora buono però per Owusu, sbaglia qui Antona. Stavolta anche passaggio complicato per Messina, parte l'Atletico, riprende palla Colley, che poi va a sinistra dove c'è Veca nella sua posizione naturale, ancora Veca dalle parti di Owusu, che ha lo spazio sbarrato per andare al tiro, cambia quindi gioco Sergio, non benissimo, alla fine era già rientrato Antona e può ripartire in contropiede Landa, anche se viene fermato. C'è ancora Gemini, quindi ancora con i suoi principali attori offensivi. Poi rischia qui in Boa, che non commette fallo, aveva provato a anticipare questo pallone un giocatore di maglia black è rimasto a terra, adesso si rialza senza particolari problemi. Sempre pallone per Owusu a cercare Stassi, esce Diuffo Jankuba senza problemi, c'era comunque posizione di fuorigioco da parte di Giorgio Stassi. 34esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo emozionante, però sicuramente abbiamo visto di partite con più occasioni, interessante, tesa, anche un certo ritmo quanto riguarda gli scontri dal mezzo al campo, l'intensità tra le due squadre. Poi qua Messina si ferma perché credeva avesse subito fallo, effettivamente il colpo l'abbiamo sentito fino a qui, poi Colley deve stare attento, va lontano Colley, stoppa Cusumano che poi mette questo pallone tagliato al centro, riesce a uscire Messineo senza fare complimenti, poi Maranzano, lo scambio con Landa non si chiude, il numero 7 prova ancora le giocate, viene fermato, non un buon momento per lui, adesso può ripartire in contropiede, un'altra volta Marrone che viene proprio strattonato, ma il fallo l'ha commesso lui. Calcio di punizione per l'Atletico. Trentacinquesimo. Rimboa va dalle parti più a destra di Amiri, poi riesce a creare una pennellata per Messineo, alla fine cade mare a terra Cannavo, un problema per lui, pallone che torna ad essere l'Atletico con Cusumano qui sotto la nostra postazione. Ancora Cusumano va a cercare al centro
dell'area di rigore, l'altra volta Cannavò lotta tanto con lui, invece qui Muratore atterrato da Miceli, poi Landa calcia questo pallone sopra il suo avversario, viene ammonito però dal signor Majorana. 37esimo 0-0 ancora tra Atletico e Gemini. Stassi arriva al controllo, Stassi riesce in qualche modo Colli a mantenere botta, palla sempre per il Gemini, si propone al centro dell'area Marrone che ha provato subito il tiro di prima intenzione, viene fermato da Miri, pallone sempre per il Gemini che rimane all'interno dell'area di rigore avversaria. Dovrebbe essere il rilancio con le mani, il quale si dovrebbe occupare Antona. Così, infatti, il numero 22 andrà lontano. Gittata lunga prevista, alla fine arriva non neanche al primo palo. Ci ha provato Colley a girare questo pallone, poi il controllo di polpaccio quasi di Drago, entra in spaccata l'altro 10 Muratore per fermare la potenziale ripartenza dell'Atletico. Il pallone che arriva dalle parti di VK, controllo con il petto, può arrivarvi Cusumano, infatti riesce ad andarsene, fallo commesso qua su Cusumano, chiedono un giallo i padroni di casa, vediamo se arriverà questa segnalazione arbitrale a Colley. No, signor Majorana preferisce avviare l'indulgenza. Boa, Bianco Boa, ancora una volta per l'Atletico Partinico. Prende palla un'altra volta Ogusu, poi Marrone riesce a anticipare il suo avversario, Stassi non gli regala il triangolo perfetto per andare in porta. 39esimo, ancora Atletico. Miceli, viene colpito Miceli, c'è fallo, calcio di punizione, può battere subito Atletico Partinico, lo fa ma non va bene al signor Majorana. 6 alla fine, parte un breve momento proprio al centro di questo primo tempo, non abbiamo avuto interruzioni particolari, quindi credo che non si andrà oltre al massimo un paio di minuti di recupero. Qua un'altra volta Cusumano anticipare con cattiveria Colley, poi Ogusu prova a controllare, passaggio a retro non è perfetto e può andare quindi Atletico ancora una volta con Messina, sempre il numero 11 Messina, prova le giocate, si ferma un attimo perché incespica un po' sul pallone Messina, è bravo comunque Lautaro Seger a fermare l'avanzata del numero 11, poi alla fine c'è il fallo commesso da Messina che credo che abbia colpito il pallone con la mano. Poi il signor Majorana viene bersagliato di fischi perché doveva far correre, ma il gioco è fermo perché Cusumano si stava allacciando le scarpe. Gara che sta accendendo qui al Pino Puglisi di Montelepre. Non è lontano a cercare Stassi, ancora lui, poi in qualche modo con i tacchietti Amiri a mettere questo pallone fuori in acrobazia, ancora Lautaro Seger con lei, sempre il 3 prova a entrare in aria, viene però fermato e poi Drago
gira bene questo pallone. Prende palla il Gemini, ancora con Antona. Alla fine non è a metà, prova a approfittarne Veka, che poi si accentra, si fa prendere fallo. Gli applausi del pubblico di Gemini per Veka, che sta facendo una grande gara. Calcio di punizione per vie centrali per il Gemini. Arriva Colle, arriva Ovuso, arriva anche Lautaro Seger. Vediamo che andrà a battere e soprattutto se si andrà in porta, verso la porta di Diouf Yankoba. in campo prima. Io faccio da fare la 41:30 per terminare il 42esimo. Muratore sul punto di battuta, assieme a lui c'è Lautaro Seger. Dipende ovviamente dall'accento che volete dare al numero 16 del Gemini, che probabilmente pensa di andare in porta col mancino. È un destro invece Muratore, fischia Majorana, va proprio Seger. Diouf Yankoba in due tempi, come credo sarebbe anche uscito. Numero 1 dell'Atletico Partinico non ha problemi a stoppare questo pallone, aspettare anche un poco e poi, quando siamo arrivati alla fine del 43esimo, a rilanciare avanti. Atterrato Amiri, calcio di punizione per Atletico, fallo commesso, se non vado errato, da Marrone, che poi prova subito a chiedere scusa al suo avversario. Rimane a terra dolorante parte bassa della schiena Amiri, quindi altro momento di pausa qui al campo comunale di Montelepre. Don Pino Puglisi che oggi ospita Atletico Partinico Gemini, la gara valida per il match day numero 5 di questo campionato di promozione, arrivato appunto alla quinta tornata. Gemini per ora imbattuto con 10 punti in 4 gare. Atletico Partinico che ha fatto 2 vittorie e 2 sconfitte, 6 punti. Però entrambe le squadre alla vigilia erano indicate, sono attualmente indicate come tra le migliori di questo campionato, e quindi è ancora più interessante andare ad edulcorare tutti i possibili significati di questa gara, che per ora però è ancora sullo 0-0. 44esimo, prova ad andare Cusumano, poi qua viene fermato con fallo. Colley si accende la gara ancora di più, è sempre Cusumano ad essere bersagliato in questi discorsi. Sciallo per lui, bravo anche qui Colley a farsi ponte tra Cusumano e il pallone. Prima moneta della gara è proprio Cusumano, arrivato al 45esimo per battere Lautaro Seger. Poco fa ha provato addirittura il tiro in porta, lui che di ruolo fa il braccetto di sinistra di questa difesa a 3 scelta da mister Ancona. Nel frattempo c'è un problema per Amiri, che respira a fatica. Ancora i postumi della botta subita poc'anzi da Marrone. Si tocca la parte del cuore anche dietro il torace, alla schiena. Speriamo nulla di grave per lui. 45esimo, quando Seger batterà questo calcio di punizione saremo in pieno recupero di questa gara valida per la quinta giornata del campionato di promozione a Sicilia. Non esce Amiri, però siamo un po' in discussione, vedete lì in basso al vostro schermo manda, e in questo momento Stassi si è perso praticamente un minuto. Può andare Lautaro Seger.
fischia Majorana, va lontano il numero 16 a cercare un'altra volta a vuoto Colle, che però comunque ritorna sul pallone, becca in aria, ancora per Marrone, deviazione, la palla arriva semplice a Diouf Jankobo, deviazione sul tiro di Marrone che era promesso sposo della porta, lontano Jankoba. Abbiamo visto ancora quanto ha dato il signor Majorana di recupero, insiste Cannavò, ancora il numero 9 su un pallone che è arrivato per caso a lui, per caso il rigore, commette fallo Santona, può battere quindi il Gemini, ancora per Colley, questo servizio di Seger. O Licata o in questo caso Muratori. Stas controlla, aspetta, alla fine il pallone è buono per l'Atletico, recupera un'altra volta perfettamente la posizione Landa, corre Cusumano in sovrapposizione, mette il pallone a rimorchio, esce perfettamente Messineo che di gran carriera fa partire il contropiede, ancora Messineo, cost to cost del 6 che va come il vento, va dalle parti di Licata adesso. Si propone anche Muratore larga a destra, Licata si accentra, pallone al centro dove c'è Colley! Un miracolo! Un miracolo di Diouf Jankobo! Che parata che ha fatto il numero 1 ed è questo l'ultimo brivido di questo primo tempo! 0-0 tra Atletico e Gemini, a tra poco! Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua, avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità, è una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale, e dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili,
c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi, come ho detto, io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso.
Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate, soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti, non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Stiamo per cominciare qui al Pino Puglisi di Montelepre, Atletico Partinico contro Gemini, per ora è 0-0 il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco, adesso ce ne saranno altri 45, non vedo cambi nello schieramento di entrambe le squadre. Il Gemini riparte con Demier in porta, Lautaro Sleger, Sineo e Antona in difesa, centrocampo abbastanza folto con Ovusu, Colli e Muratore al centro, Veca a sinistra e Licata a destra, attacco a 2 per Stassi e Marrone. Atletico Partinico che riparte pure lui con gli stessi 11 del primo tempo. Occhio adesso al pallone buono per Licata, mantiene il pallone in campo il numero 21, si propone anche il tentativo di Antona, non è preciso Diouf Yankoba che ha fatto una parata clamorosa sul primo tempo, alla fine sul tiro di Colley, fallo con scontro anzi con Marrone, fallo subito dal portiere dell'Atletico Partinico. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, in porta appunto Diouf Yankoba, poi difesa a 4 con Cusumano e Maranzano sulle fasce, Boe e Amiri centrali, centrocampo a 3 con Miceli, Landa e Scrosso, poi Drago un pochettino più arretrato rispetto agli altri due attaccanti che sono Cannavò e Messina, questi gli 11 messi in campo da mister Dragna. Poi cambiano molto spesso posizione, abbiamo visto Messina anche largo a destra mentre Landa largo a sinistra, in un 4-4-2 più umano potremmo dire da parte dell'Atletico Partinico. Però intanto diciamo che i protagonisti in campo sono questi, adesso vediamo come si sistemeranno per questo secondo tempo. Prova a ripartire adesso ancora Marrone, appoggia dietro il numero 11 dopo che si è trovato spoglio di compagni. Qua il pallone invece era per Licata, la prende poi con i piedi il numero 1 di Atletico Partinico, Yankoba, sicuramente protagonista nel corso dell'ultima occasione del tempo per il Gemini. Prova largo a destra ancora una volta a correre senza particolari problemi il Partinico con Messina. In realtà i problemi ieri crea la posizione irregolare del numero 11, poi anche l'ottima copertura fatta da Seger, Lautaro Seger, che in questo momento è anche uno dei tanti principali giovani, principali asset di questa formazione nel corso di questo campionato in corso. Ora occhio a questo pallone buono sempre per il Gemini, pallone messo al centro, c'è Licata con la testa però va solamente centrale, troppo. Diouf la fa sua, un'altra grande parata, però qui lo aiuta anche Licata e viene comunque applaudito dal suo pubblico per lo sforzo messo in campo. E qua ancora una volta ha provato Ovusu ad anticipare Miceli, giallo anche per Ovusu, il secondo ammonito della gara dopo Cusumano, ammonito comunque alla fine del primo tempo. Un arbitraggio molto all'inglese da parte del signor Majorana. Incredibile, altra occasione per il Gemini, largo a sinistra, ha provato a imperversare, ce l'ha fatta anche imperversare Veca, ha trovato al centro Licata da un esterno all'altro, da un quinto all'altro, però non arriva il gol per il Gemini. Qua il pallone invece è buono per Maranzano, chiama in causa Miceli che corre, entra in aria, ancora lui, Miceli mette questo pallone al centro, riesce a uscire il Gemini senza particolari problemi, poi Stassi controlla il numero 9, aspetta e va dalle parti di Colley che però non può arrivare su questo pallone. Comunque c'è una deviazione, quindi calcio, anzi rimessa laterale per il Gemini. Abbiamo con il calcio a 5 pure sulle nostre reti, è facile dire calcio laterale, in realtà è preciso, si tratta di calcio a 11. Qua il pallone era per Marrone, atterrato, non c'è niente per il signor Maiano e questi contatti non li fischia mai, però comunque vuole cercare di capire qual è il problema che ha Marrone, che è stato colpito al volto con ogni probabilità, e quindi al 50esimo il gioco al momento è fermo, 0-0 ancora tra Atletico e Gemini. Si rialza Marrone, si dà il 5 anche con Boa.
Boa. Allontana un Boa a cercare la corsa del numero 3 Maranzano. Landa può anche arrivare a prendere questo pallone alla fine, che però si perde nei pressi dello spicchio di tifosi del Gemini. Ancora una volta il numero 3 Maranzano a cercare al centro Drago, fallo su Drago, calcio di punizione da battere per l'Atletico Partinico, che non ha avuto mai vere e proprie occasioni nel corso del primo tempo. Più volte con Messina ha cercato la porta, a volte l'ha trovata, a volte invece ha ciccato il numero 11, che però è rimasto l'uomo più pericoloso dei suoi. Ora l'altro esterno, Landa, a provare a mettere questo pallone al centro di questo schieramento del Partinico, che cambia tra il 4-3-1-2 e il 4-4-2 a seconda delle occasioni della fase della gara. Può andare Landa, mette questo pallone al centro, esce perfettamente un'altra volta Obusu, poi ancora una volta Messina, sfera che viene accompagnata con lo sguardo dalle parti del portiere Demiere, da tutti i giocatori del Gemini, con qualche rischio nel suo corso, da mister Ancona in panchina. Qua poi Muratore libera Licata, ancora lo scambio tra i due, sempre Licata a lottare duro, il classe 2008, alla fine il pallone è buono ancora per Maranzano, può andare Muratore, non si fa fregare il numero 10, ancora Muratore, chiama in causa Stassi che controlla, anzi no, perché c'è la grande chiusura da parte di Amiri, che poi può andare lontano il numero 6, passaggio impreciso per Maranzano, rimane avanti il Gemini, ancora con Licata, poi il Muratore, Licata col sinistro ancora al centro a cercare rinforzi, riprende palla però l'Atletico e lo fa ancora con i suoi principali effettivi. Non è essere buono per Atletico Partito. 0-0 ancora tra le due squadre, non sono squadre che segnano molto, qui sono le 4 giornate. Ora occhio però a questo pallone che viene ripreso con un fallo però da gol. Dicevo, sono le squadre che segnano molto magari rispetto a quelli che sono i loro obiettivi, però comunque il gol lo trovano spesso, quindi può anche essere una sorta di anomalia questo 0-0 che sta maturando qui a Montelepre. Ma dove c'è ancora una volta Miceli, è buono per Cannavò, anzi no, era in posizione irregolare. Cannavò segnalata dal primo assistente di Maiorano, ovvero il signor Barone. Più vicino a noi invece qua c'è il signor Ciaccia della sezione di Palermo. Muratore, può andare ancora Muratore, se ne va il 10, grande giocata poi per Stassi che è in fuorigioco, chiede scusa a Muratore che però ha fatto già il massimo, strattonato, spinto, comunque è riuscito ad arrivare dalle parti dell'area di rigore avversaria con questo pallone per Stassi. Allora adesso ancora una volta Maranzano, andare lontano, cercare o Cannavò oppure meglio ancora Drago, lotta ancora Cannavò, commette fallo, lo sa anche lui che ferma il gioco. Calcio di punizione per il Gemini, si rialza Messineo, dolorante. Ancora silenti le panchine, 54 sul cronometro di gara. Demiere deve andare lontano, chiama proprio i suoi a rilancio lungo. Demiere ancora per Marrone, basso dove può arrivare Licata, lo ferma Miceli che poi allontana il pallone, è un po' troppo plateale, chiama all'ordine allora Maiorana qui il giovane di Monreale, Sandro Miceli, da quest'anno Atletico Partinico, ovviamente come tutti gli altri d'altronde, visto che la società è di nuova fattura. Qua ancora una volta Antona a cercare
al centro Marrone, pallone impreciso per arrivare su questo Diouf. Drago rischia il 10, pallone ripreso da Becca che poi prova subito la conclusione, bloccato. C'è comunque Obusu che può andare con il destro a cercare sempre qualcuno lì largo a sinistra, sempre Muratore che può abbassarsi. Ancora pallone recuperato. Muratore per Messineo, sinistro ancora per grande gioca del 21, entra in area Licata, ancora lui al centro, fermato questo pallone però da Amboa che poi serve in velocità i suoi principali attori offensivi. Uno di questi è Landa che parte in contropiede, Landa fermato da Antona. De Mieri può arrivare senza problemi su questo pallone. Gemini che sembra avere adesso il controllo della partita, Atletico che comunque non è domo, tutt'altro. E infatti adesso prova a gestire questo pallone, Licata, un'autostrada avanti, non lo serve subito Muratore, lo fa adesso, forse un qualche attimo in ritardo, anzi era Vecchia, comunque c'è Licata che poi mette questo pallone al centro, controlla Colley, ripreso dall'Atletico, ancora Colley, ancora Licata, pallone sempre buono, sempre per il Gemini con Messineo che cerca a sinistra Muratore, si alterna adesso con Becca, Muratore, il 10 va sull'esterno mancino, Becca invece gioca al centro del campo, più sulle parti destre, forse ora si rialternerà con Colley che infatti va a riprendere quel posto, molto fluido il gioco di Becca, ma anche il Muratore, di Colley, un centrocampo versatile, duttile, quello di mister Ancona, non c'è niente, ha ripreso palla Licata, poi Colley si addormenta un po' Busu, trattenuto calcio di punizione per il Gemini che rimane avanti e anche giallo per Landa, lo cercava già da un po'. Calcio di punizione per Atletico Partinico con Messi, fallo proprio dei ragazzi di mister Ratragna, sbatterà questa free kick da distanza invece il numero credo Oseger o Colley per il Gemini. Perde ancora un po', non c'è un cambio, c'è solo qualche problema. Anche la battuta di questo calcio di punizione, Atletico e Gemini 0-0 prova il punteggio. Gemini prova perfetto con 3 vittorie e un pareggio, quasi perfetto, con 3 vittorie e un pareggio in 4 giornate. Atletico Partinico invece che vanta 2 vittorie ma anche 2 sconfitte. Dopo i primi 360 minuti del campionato. Secondo la battuta di questo calcio di punizione arriva il fischio di Messineo, scodella al centro, pallone che rimane lì e continua la lotta tra Stassi e Diouf che fa un altro intervento. Adesso occhio a questo pallone che viene rimesso in avanti per Atletico Partinico, sempre con Landa, poi Drago a mettere questo pallone avanti, fermato e può ripartire a sua volta il Gemini, ancora con Marrone, lo scambio con Stassi, sempre il numero 11 che entra in aria, Marrone, il tentativo, defilato, finisce fuori il tiro, forse anche un cross al centro di Marrone. Non è alta l'intensità qui al campo Pino Puglisi di Montelepre. 60esima ora per andare lontano Diouf. Tiene qua rimessa a volare il Gemini. Landa aveva preso questo pallone, questo è un errore grave da parte del signor Maiorana, prova a approfittare l'Atletico
Partinico ancora con questo pallone addomesticato da Cannavò che la rimette al centro. Landa può arrivarvi e infatti controlla ancora Alessandro Landa, colpito, calcio di punizione, rimane avanti il Gemini, deve stare attento a questo Atletico Partinico che continua a insistere. Siamo arrivati ora all'ora di gioco, Atletico 0, Gemini 0, a terra ancora Landa. Sentiamo la battuta di questo calcio di punizione che avverrà a breve, si allontana Landa, rimane lì però Drago. Adesso si stacca uno dei potenziali battitori che è Landa, va al centro dell'area Amiri che lui è sicuramente un saltatore, forse colpevolmente lasciato troppo libero per ora Landa dalla difesa del Gemini. Drago però ha già puntato la porta o quantomeno l'area piccola per mettere dentro questo pallone. 61esimo in corso, deve andare Drago, pallone tagliato, arriva in area, voglio un tocco con il braccio che non c'è, prova a ripartire il Gemini, spazza più che provare la conclusione, invece Cusumano, si lamentano tutti, alla fine la rimessa per Demiere, giallo nel frattempo per il numero 22 Antona, stava correndo Messineo ma c'è una munizione per Antona. Aspettiamo quindi questa rimessa al fondo che venga battuta, la munizione per Antona per proteste, il numero 22 allontano Seja, cercare ancora una volta Stassi per fare la sponda, cercare la corsa di Marrone, un'altra volta anticipato, la riprende senza problemi il Partinico con il suo portiere Jankoba che gira questo pallone. Poi il lancio per Cannavò interessante, è un 3 contro 3 possibile, ma ritorna perfettamente Owusu. Poi Messineo con il sangue freddissimo a cercare Demiere, va allontano il numero 1, alla fine la controlla senza particolari problemi Maranzano, scambia con Miceli, arriva anche Drago, non si sono intesi qua Maranzano e Landa. 63esimo. Iniziamo a giocare! Muovila Giallo! Controllo ora parte del difensore del Gemini. Antona, c'è fallo però poco più avanti, a terra Veca, colpito da Scrozzo. Per ora nella classifica marcatoria Atletico Partinico c'è Scrozzo, c'è Landa, tutti a uno, poi una serie di panchinari per questa gara e poi c'è Cannavò, quindi ben due. Pallone per Antona nel frattempo. Antona colpisce proprio Landa. 64esimo. Pallone per Antona. C'è Gianluca. La contralicata non ci riesce. La va lontanissimo. Atletico Partinico ancora con Cannavò che lotta con Messineo. Calcio di punizione per il Gemini, si arrabbia Messineo più con il di gara che con Cannavò, con il quale si è anche scambiato un 5. Non c'è un'intesa dopo questa bella lotta e continuerà nel corso di questa gara. Poi qua Muratore, forse colpito, deve gestire il pallone Owusu. Poi ancora Muratore, colpito da Miceli. Potrà anche far giocare forse il signor Majorana. Volevano però più il cartellino giallo per Miceli. I tifosi del Gemini. Calcio di punizione quindi ancora per la formazione ospite.
Messineo fa un cenno alla panchina, ancora non vedo cambi. Stanno scaldando però tanti giocatori per il Gemini, un po' di meno per Atletico Partinico, per ora più sedentari. In panchina per mister Adragna. Tocca ora a Messineo. Ora non vedete poi nello schermo come sono messi i giocatori di entrambe le squadre. Al limite dell'area di rigore, pallone che arriva adesso al centro, prova la staccata, la zampata l'ha messa un'altra volta Colley, lo stacco invece era di Beca, non è fuori. Ancora pallone per Atletico Partinico. Micheli, ottimo controllo, torna dietro, triangolazioni che portano a una maggior ordine per Atletico Partinico, che adesso là a destra prova a imperversare con Scrozzo. Mette il pallone al centro, a vuoto Micheli, c'è il controllo, il tiro rovesciata. Aveva provato Cannavò a fare il gol del campionato, è uscito anche di tanto. Tentativo in volley, adesso cambi per quanto riguarda mister Adragna. Esce Drago, entra il numero 13 Anselmo, anzi perdono, è il 10 e l'11 Messina. Al suo posto entra Anselmo. (67esimo sul cronometro del signor Majorana). Avviene il primo cambio della gara, fuori Messina, dentro Anselmo per quanto riguarda Atletico Partinico, un cambio che ci suggerisce appunto schema tattico di questa formazione nel corso di questo ultimo scampolo di gara, anche se ancora manca un bel po'. Una che arriva a Jacoba. Aspetta. Bravo, uomo! Può andare ora ancora l'Atletico con Micheli che controlla a seguire, un controllo al volo quasi di Alessandro Micheli. Ma si perde, poi riprende palla il 4. Micheli ha provato subito il tiro, si arrabbia tantissimo Cannavò. Era un'altra grande occasione per Atletico, che adesso sta iniziando ad avere le chance, ma sta iniziando anche a sprecare. Terra un giocatore del Gemini, si tratta di Colley, è andato allo scontro duro con Micheli che gli ha strappato il pallone, stava per andare in porta. Si rialza ora non Colley bensì Ousu. Messina va col rilancio lungo, l'idea è buona per Stassi che poi appoggia dietro, sbaglia però Stassi nel tentativo di giocare questo pallone. Alla fine Atletico può anche ripartire, ma riprende Licata. Va bene. Capisce ordine, anche perché il Gemini sembra avere la possibilità, le qualità per controllare il pallone nel gioco, ma l'Atletico negli ultimi minuti ha avuto diverse occasioni pericolose. Palla è per l'Atletico, ma chiama alta la pressione mister Ancona, se ne va perfettamente un'altra volta Micheli, poi va lontanissimo con questo cambio di gioco Drago, e allora Anselmo con i primi palloni, ancora Landa, tutto buono, difesa in tilt del Gemini, rientra perfettamente Antona. Landa però ha avuto l'occasione davanti alla porta, non è stato freddo. Sono Landa e Micheli praticamente a tu per tu con il portiere. Landa ha perso troppo tempo davanti a Demiere.
70°. Landa rimette il pallone al centro, deviazione, arriva Scrozzo in questo tentativo alla distanza che finisce fuori. Come dicevo prima, cominciano a sommarsi le occasioni mancate dall'Atletico nel corso di questo secondo tempo, 70° che si chiude ora. Mancano gli ultimi 20 minuti. Chiama il pallone Muratore, si appoggia dietro un'altra volta da Seger, abbiamo visto di meno nel corso di questo secondo tempo. Ora prova questo rilancio a cercare un'altra volta Marrone, ancora Veca in aria, può lottare Veca, pallone che termina fuori, c'è deviazione da parte di un avversario e quindi corner. Rimane lì il Gemini. Andrà Licata alla battuta, classe 2008, sempre attivo quando si tratta di calci piazzati. Solamente Veca e Muratore fuori dall'area di rigore dell'Atletico Partinico per il Gemini. Una che adesso arriva al centro, colpo di testa di Selger, è rimasta a terra nel frattempo Amiri. Prova anche il Gemini a farsi vedere in maniera pericolosa. Stanno vincendo. Dove sta la mare? Ha vinto 6 partite in 5, 7. Dice fa un'andata, un ritorno poi. Pallone per Cusumano, c'è il fallo di Muratore. Adesso mi sa che ci sono cambi per il Gemini. Primi cambi per mister Ancona, esce Licata, numero 21, esterno di destra. Sono 2 i cambi per il Gemini. Il primo ad uscire è Licata, il secondo credo che sarà Marrone, per come sta camminando verso il bordo campo. Sì, confermiamo che è Marrone l'altro a uscire, quindi fuori Licata e Marrone nel Gemini. Vediamo adesso chi è entrato al loro posto. Dovrebbero essere il numero 17 Ormino, numero 14 Forconi. Ormino e Forconi per il Gemini al posto di Licata e Marrone, forze fresche. Adesso Miceli aspetta e va dove c'è un'altra volta il suo riferimento offensivo Rolanda, preferisce per andare da Anselmo Atletico Partinico dopo lo scambio tra Miceli e Amiri. Anselmo che è entrato nel corso della ripresa, l'unico cambio per ora è l'Atletico Partinico al posto di Messina lì largo a destra. Messina che era anche stato l'unico forse a impensierire De Miere nel corso del primo tempo. Adesso si sono moltiplicate le occasioni per l'Atletico. Gemini che invece è rimasto sugli stessi numeri al primo e secondo tempo, numeri che non stanno bastando per sbloccare la gara. Potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Ancora Veca, può andare Drago, Anselmo, ottima idea per Cannavò che corre a destra, ancora Cannavò sinistro dalle parti di Landa, poi qua c'è il fallo commesso da Forconi che era in ritardo rispetto al numero 10 Drago. Calcio di punizione per Atletico Partinico. Gara tesissima qui a Montelepre, 75esimo in corso. Passano i secondi, ancora a terra Drago dopo il colpo subito.
ti vergogni? Ti stai vergognando dentro! Il pallone c'è per ora Landa. Non riesco che caccellino, non è troppo problema. Aspettiamo ovviamente che venga battuto questo calcio di punizione. Prossimo turno Atletico Partinico, sempre in Agrigentino, contro l'Aragona, avversario sempre della provincia di stessa provincia del club di San Giovanni Gemini. Questa sarà una trasferta anche impegnativa per i bianco-blu. Per quanto riguarda invece il Gemini, avrà come ospite il Terrasini Mundi. Aspettiamo. 4 uomini in barriera per Demiere, saranno Boa e adesso va Cannavò. Demiere in 2 tempi mette il pallone fuori un'altra volta del Gemini, poi pallone che ritorna in aria, sempre Demiere deve andare in uscita alta, lo fa e riprende palla, va lontano il portiere del Gemini. Occhio alla corsa di Mormino che può farsi vedere alle spalle dei difensori avversari. Il numero 17 è entrato a posto di Marrone nel corso della ripresa. Qua ancora una volta Boa rischia il numero 18, alla fine torna dietro dove c'è Yankoba che ha mantenuto il pareggio. Un grande intervento alla fine del primo tempo su Colley, poi qua lotta Micei, non c'è niente, ma il pallone termina fuori e quindi deve giocare il Gemini ancora con Antona, ammonito per protesta nel corso della ripresa. Ousu, partiti Colley, poi qua Mormino, non c'è niente per il direttore di gara. Poi fermato tutto, giallo anche per Messineo che ha interrotto il contropiede dell'Atletico. Calcio di punizione già battuto da Amboa. Più Atletico nel corso di questa ripresa mette questo altro pallone al centro. Cusumano, esce comunque il Gemini, lo fa con questa rimessa comunque concessa agli avversari. Drago può controllare, Landa per Maranzano, mette questo pallone al centro, rovesciata Demiere, super Demiere, un'altra volta Cannavò in acrobazia, ma grande parata del portiere del Gemini. Provato un'altra volta con un gesto tecnico impressionante qui Cannavò, dopo che poco fa in rovesciata aveva provato a bucare Demiere che forse ha fatto il primo vero grande intervento del suo match, una parata da campione, così come ha fatto in quella porta il primo tempo Yankoba, lo fa anche Demiere, forse anche più bella la parata del numero 1 del Gemini. Biancio ancora in avanti, insiste sempre il Gemini che però si ferma sempre qui nella linea di 3/4 campo. Ancora Maranzano mantiene il pallone in campo, il tacco poi di Landa troppo lezioso, poi arriva alla fine Messineo per Veca, stoppato Veca da Maranzano. Antona battere questa rimessa con le mani, 79esimo in corso. Termina adesso Beck, non riesce a girare questo pallone, la riprende Landa, poi Miceli, poi Cannavò, salta Messineo, parte in contropiede Cannavò, controllo non tanto sistematico del numero 9, alla fine la riprende senza particolari problemi Seger che concede però rimessa
per l'Atletico Partinico, 80esimo. Manca sempre meno alla fine di una gara che è ancora sullo 0-0, poi ancora l'anda ad appoggiare per Maranzano, ottiene il calcio d'angolo Atletico che rimane lì, continua a pressare il Gemini. Sempre Landa a battere questo corner. Buono! Ancora Maranzano, cross tagliato, un po' troppo. Rimessa dal fondo quindi per Demiele. Quando vuole può andare con i piedi, deve uscire però ciascun elemento della formazione avversaria all'interno dell'area di rigore, dall'interno dell'area di rigore. E adesso c'è un altro cambio per l'Atletico Partinico, vediamo chi esce. Riccardo! Adesso sì, dovrebbe essere arrivato il momento di Drago. Esce proprio il numero 10. E al suo posto entra Vincenzo Ciaccio. Dai, Riccio! 81esimo concluso. Sempre buono per il Gemini che è ripartito con i suoi effettivi, prova a lottare Colle al centro dell'area di rigore, c'è un fallo però commesso dal numero 3, riparte quindi Atletico, ancora un tocco, stoppa tutto Cannavò che gira dalle parti del neoentrato Ciaccio, alla fine a riprendere il pallone Becca per il Gemini, torna dietro il numero 7, lo fa ancora per Antona Messinelli. Sager gioca il Gemini là a sinistra, non è che viene interrotto però dall'ottima chiusura da parte Atletico Partinico. C'è ancora la lotta lì in quella parte del campo, non esce la sfera, prova a stopparla, a tenerla giù, Muratore viene anticipato, contropiede Atletico Partinico con Ciaccio, si propone anche Anselmo che salta il difensore e poi colpisce il palo dell'Atletico Partinico. Ancora una volta ripartito in contropiede perfettamente con un ottimo recupero lì su tre quarti campo. Ciaccio poi serve Anselmo che ha provato il mancino, colpisce il palo. 83esimo, c'è un fallo ai danni di un giocatore del Gemini, calcio di punizione. Il giocatore non è un a caso, è Giorgio Stassi, però il miglior marcatore in campionato del Gemini con 3 reti. 84esimo, ha avuto l'occasione Anselmo per sbloccare il match, una delle tantissime occasioni avuta qualche secondo fa dal Atletico Partinico. Ancora Scrossi, mantiene il pallone, poi lo gira sempre dalle parti di Maranzano, anticipa tutto Mormino, ancora il 17 che però non si intende con il suo compagno di reparto Stassi. Muratore riprende palla, rimane a terra un giocatore avversario ma comunque può ripartire il Gemini, poi arriva al centro, Stassi a vuoto, c'è sempre Becca, l'inagguato alla fine Diouf, Yankuba la fa sua. Allontana il numero 1 a cercare sempre la corsa di Ciaccio che però è molto attivo, sfruttando l'energia che non gli manca, e sono entrato con Miceli proprio per Ciaccio, può andare lui, mette il pallone a rimorchio, controlla Landa, aspetta Cannavò sulla linea, ma il pallone è entrato. Cannavò, la
l'Atletico è avanti all'85esimo, la rete dell'1-0. Ci aveva provato fino all'ultimo, credo, Segger ad evitare il gol, ma Cannavo trova la rete numero 3 del suo campionato. Gli applausi sono anche per Ciacio, che ha fatto partire questa azione assieme a Miceli. Poi l'assist di Landa, che davanti alla porta ha avuto la freddezza di trovare il compagno meglio piazzato. 1-0 per l'Atletico Partinico, la rete di Cannavo. Dai Ciacio, dai Robè, dai, oh! Non mollate adesso, Adesso ci aspettano 5 minuti più recupero di fuoco con il Gemini che vuole evitare la prima sconfitta stagionale, l'Atletico Partinico che vuole portare a casa il colpaccio. L'Atletico Partinico passa in vantaggio con mitico e magico gol di Cannavo. 1-0. Deve uscire dall'altra parte del campo Alessandro Miceli, che ha fatto partire l'azione del gol assieme a Ciacio. Adesso una serie di cambi anche per il Gemini, cambia tutto. Mister Ancona, sono 3 gli uomini che stanno per entrare. Atletico Partinico deve essere entrato, se non vado errato, il numero 5 Paradiso. Adesso sono diversi cambi del Gemini, si spreca anche la nostra narrazione. Già 10 minuti, sì, 10 minuti già. Difficile anche percepire da qui chi sta entrando, chi è uscito. Sta che ora tocca alla formazione ospite recuperare questo match che si è messo malissimo. 86-40 nel corso di questa gara. L'Atletico Partinico è passato in vantaggio con la rete di Cannavo, che per quello che si è visto nella ripresa comunque è anche un punteggio che ci può stare. Può andare Malanzano, che ha recuperato palla, ancora Malanzano, colpito, fallo e calcio di punizione. Vuole rimanere avanti Atletico Partinico, vuole evitare guai. 88esimo. A 109 anzi. Aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione con Landa, che credo si prenderà la responsabilità di battere corto comunque per Scrozzo, che va a sinistra, magari anche a cercare la bandierina. Scrozzo invece mette il cross al centro, dove Cannavo, l'uomo della provvidenza dell'Atletico, non può arrivare. Palla sempre per il Gemini. Altro cambio per mister Ancona. Effettivamente l'uscita probabilmente addirittura di Forconi, che era appena entrato. Al suo posto guadagna l'ingresso in campo Batagliev. Sì, mi sa un problema per Forconi. E poi c'è anche ingresso in campo in Atletico da parte di Federico Majorana. Sì, Robì! Al suo posto dovrebbe essere uscito, se non ho visto male. Ancora il gol Cannavo. Prende palla, poi Majorana è entrato benissimo, il numero 15 andava subito a pressare. 89 nel corso della gara, che adesso vede avanti Atletico Partinico. Atovosu chiude bene Cusumano. Ancora per Atovosu,
che mette lungo questo pallone che arriva in aria, lo mantiene in campo Colley, non può arrivare nessuno a rimorchio, deve andare quindi ancora una volta Anselmo, poi Mormino, sbaglia il passaggio di ritorno diretto verso Stassi, finita benzina, mette il pallone fuori, ma non basta in questo momento. 90esimo in corso. Babbo proprio! Lio in entrati batte Ma veramente, oh. su Anselmo, non c'è niente, comunque rimessa per Atletico Partinico, 4 minuti di recupero, 4 alla fine per questa gara bellissima tra due formazioni che sicuramente diranno ancora loro in questo campionato. Rimessa per Atletico Partinico, rimane avanti, un'altra volta Lio a toccare per ultimo, non ci sta il capitano del Gemini che è entrato con la fascia in campo. Antona vuole battere subito. Oh, stai qua, non ti abbassare, bravo. Fa occhio perché Anselmo colpisce Veca, c'è il giallo pronto per Anselmo. Va subito a chiedere scusa Anselmo, non si è reso conto di quello che ha fatto, ovviamente non vuole. Non ci abbassiamo troppo, non ci abbassiamo non ha voluto troppo. Diglio, stai qua. fare questo fallo su Veca. Si è dimostrato subito abbastanza preoccupato Roberto Anselmo, viene chiamato lo staff medico del Gemini perché è rimasto a terra Veca. 4 minuti di recupero, uno già è passato ma credo che si andrà anche verso il 95esimo. Damiere sta dicendo chiaramente andate lontani, andate avanti, rimando questo pallone poi sta a voi. Rimasto a terra Veca, si arrabbia Antona, lui o Seger non si è capito, poi da lontano hanno provato a evitare il gol di Cannavo che aveva colpito uno dei difensori avversari, ma comunque la sfera ha arrestato la sua corsa e si è andata a incastonare in porta lo stesso. È passato praticamente un minuto da quando Veca è caduto a terra, ora si è rialzato dolorante. Il numero 7 del Gemini deve andare lontano. Demiere lo fa dove c'è una serie di maglie sia nere che bianco-azzurre. Non è ripreso in questo momento l'Atletico Partinico che ha provato il contropiede, viene fermato però poi un'altra volta a terra un giocatore del Gemini vicino alle panchine. Si è rialzato subito e adesso altra punizione, altra occasione velocissima per il Gemini. Toccagliela! Demiera addirittura chiama il pallone, vuole che tutti vadano in aria a cercare l'ultimo acuto. 93esimo, un altro minuto è passato senza particolari problemi per Atletico Partinico che ora deve difendere questo vantaggio. Calcio d'angolo che arriva al centro, esce un'altra volta Atletico Partinico, la rimette dentro il Gemini. Controlla tutto buono, è fuori gioco, una settimana è fuori gioco, del signor Ciaccia. una settimana, non una settimana. Il calcio d'angolo, incredibile, non si è alzata la bandierina dell'assistente. La settimana è fuori gioco E soprattutto è calcio d'angolo, quindi sul tiro di Stassi c'è stata una deviazione. 4 giocatori, una settimana è fuori gioco, 94esimo, giallo una settimana. nel finale per Amiri del calcio d'angolo. Andrà Veca a battere, il recupero è finito ma non si è più giocato, quindi si andrà oltre.
Occhio anche a Deniere che sta dicendo qualcosa in aria. Aspettiamo la battuta di Veca che arriva ora, pallone teso che arriva sul secondo palo, deve mantenerlo in campo il Gemini, ma non è un'impresa facile e può ripartire anche il contropiede Atletico Partinico, fermato subito. Occhio perché c'è anche Deniere in aria, c'è fallo, calcio di punizione, fallo Che è un commesso da bastardo, va a far Gamboa. pareggiare. Rimane avanti il Gemini, 95esimo. È un pezzo di merda! Sentite quei tifosi sia da una parte e dall'altra, stanno rumoreggiando. Atletico vuole che finisca subito la gara, il Gemini invece vuole bella da diretta questa. cercare il colpo per evitare la prima sconfitta stagionale. Alla fine avrà arbitrato. No, qua c'è un fuorigioco, è una settimana fuori gioco. L'ultimo sussulto per questa gara. C'è anche Denieri in aria. Cross arriva al centro, anticipato pure Deniere. Poi il tiro e il pareggio! Il pareggio all'ultimo! Che gol, signori! Il Gemini pareggia all'ultimo secondo disponibile con un gol clamoroso! È stato Veca, se non vado errato! 1-1 all'ultimo! Non ci stanno quelli dell'Atletico Partinico, il Gemini probabilmente evitato alla fine, la prima sconfitta stagionale. Super Veca trova il pareggio con un gol che vale il pomeriggio. Tutto è nato da quel fuorigioco non fischiato, da quel calcio d'angolo concesso, dal secondo tiro alla bandierina. È rimasto lì il Gemini, ci ha creduto fino al 97esimo. Prova 1-1. È Luca che mette muto. Adesso Bastardo, gente erano in fuorigioco. Ma non le vedevi che mettiamo il pallone, non finisce più questa partita. Vedino! Vieni in fuorigioco, c'è Continuiamo a protestare con il signor Majorani, i giocatori Atletico Partinico. Adesso aspettiamo che venga battuto questo calcio d'inizio. Adesso fischia la fine di Majorana, scatena l'ira ai tifosi Atletico Partinico, la festa di quelli del Gemini che all'ultimo evitano la prima sconfitta stagionale al gol bello, sicuramente perché non è arrivato di Cannavò, risponde poi l'1-1 all'ultimo di Veca. Grazie a tutti per averci seguito anche